L'obiettivo per cui si lavora è quello del rendere autonomi questi ragazzi il più possibile. Il nostro è un lavoro silenzioso, ma essenziale alla tenuta sociale del territorio. La domanda di supporto, di sostegno dei giovani e delle famiglie oggi è enorme. Vale la pena investire in questo progetto perché stiamo investendo nel nostro futuro. L'Associazione La Porta sta per compiere 40 anni, è nata a Sarmede, nella sede di cui oggi parliamo, e in questi anni, nelle due sedi di Sarmede e Vittorio Veneto, abbiamo ospitato, seguito, educato circa 250 minori. L'associazione nasce da lontano. Nel 1973 Don Gigi Vian, insieme a un altro sacerdote salesiano, aprono la piccola comunità a Conegliano per accogliere adulti che vivevano l'esperienza della dipendenza. A seguito di questo alcuni genitori volontari che lavoravano con lui si accorgono della realtà degli adolescenti e dei ragazzi che sono in qualche modo coinvolti in questa situazione. Nasce quindi l'associazione La Porta nel 1985. Nel 2000 nasce la Piccola Resi, il comune di Vittorio Veneto dà in uso l'ambiente e quindi nasce la comunità. In questo modo possiamo differenziare. Qui alla Vittorio ci sono i piccoli e le femmine, a Sarmede invece rimangono i più grandi maschi. Noi ospitiamo ragazze e ragazzi che ci vengono segnalati dai servizi sociali oppure anche dal Tribunale dei minori, dipende dalla gravità della situazione. I volontari che hanno gestito l'associazione all'inizio sono stati appunto dei precursori dei tempi. Hanno introdotto quello che è il concetto di comunità educante, un concetto che oggi è trattato in modo quasi automatico e spontaneo da tutti i vari livelli delle istituzioni, ma che quel tempo non era poi così noto e scontato. Purtroppo per ragioni di lavoro conosco queste realtà di sofferenza e ho capito quello che prima non avevo capito. Quanto sia utile l'azione di supporto esterno alla famiglia, soprattutto da parte di professionisti che dedicano tanto tempo a chi ha bisogno di ascolto. Facciamo in modo che vivano una vita come è diritto di qualsiasi adolescente. Sono seguiti da educatori professionisti e da tutta una serie di volontari come me che li accompagnano nella loro vita quotidiana. I volontari hanno una duplice funzione, da un lato di sostegno pratico, i compiti, lo stirare, il giardino, le cose più pratiche anche, dall'altro di creare un ponte con la realtà esterna, perché sennò la comunità potrebbe rischiare di essere un qualcosa di chiuso e in qualche modo, non dico ghettizzante, ma quasi. C'è una forte sinergia dall'associazione che si è posta con molta umiltà all'interno del territorio, senza pretendere nulla, anzi a volte dando al territorio inconsapevolmente. Ed è un arricchimento per tutti quanti noi, questo è un dato inconfutabile. Vanno a scuola, frequentano attività sportive, socializzano negli spazi che abbiamo, cerchiamo anche sempre di far intervenire i loro compagni e compagne di scuola da fuori, di modo che abbiano proprio una vita tipica, normale da adolescente. Ecco, in questo vuoto c'è una presenza della società civile che lo coglie con grande sensibilità e con grande velocità e che cerca di ricreare una dimensione familiare allargata. La famiglia allargata è quello che oggi manca. Le difficoltà più grandi sono sicuramente quelle di entrare nella fiducia di questi ragazzi che hanno alle spalle un bagaglio pesante, a volte molto pesante. E quindi è un lungo lavoro di costruzione di questo rapporto fiduciario con loro, reciproco ovviamente, e che permette alla fine di arrivare a un risultato. L'obiettivo qual è? Quello di arrivare in genere verso la maggiore età a farli uscire o essendo capaci di vivere da soli, e in questo senso noi li aiutiamo anche ad inserirsi nel mondo del lavoro, oppure a rientrare nella loro famiglia o in parte di famiglia. Mi colpisce molto, tra le tante cose, la flessibilità e la rapidità di intervento. E non è un lavoro da poco, e credo che una realtà piccola come la mia, che ha poco più di 3.000 abitanti, sia un luogo ideale perché nascano dei rapporti schietti, sinceri, sia tra il mondo degli adulti ma anche tra coetanei. Il risultato migliore è quando loro riescono a inserirsi nella vita quotidiana con un lavoro stabile,
una famiglia, spesso si sposano, hanno figli, e la cosa più bella è quando qualche volta tornano a far visita alla loro famiglia, tra virgolette, che li ha cresciuti, li ha accompagnati, e questo dà forza anche agli educatori per insistere e continuare nel lavoro. Sono soldi investiti non bene, io direi più che bene, perché sono soldi investiti per il futuro delle comunità. Parliamo del cittadino del domani, ma ancora prima parliamo della persona, dell'individuo umano che dovrebbe essere oggetto di tutte le azioni che noi portiamo avanti. La nostra casa è situata a Sarmide, in un borgo storico del paese. La casa è stata svuotata e viene completamente ristrutturata, quindi stiamo rifacendo i solai, il tetto, tutti gli impianti e anche gli infissi, ma soprattutto si procede ad un adeguamento sismico. I lavori per la casa di Sarmide ammontano a 1.350.000 euro. Di questi 880.000 vengono dai vari bonus. Per la parte rimanente, circa la metà viene da una gestione virtuosa delle nostre finanze e per il resto contiamo sull'aiuto della comunità. La casa è di 550 metri quadri, ci sono 9 camere per i ragazzi, 5 bagni, una grande cucina e spazi comuni dove poter trascorrere il tempo libero e anche studiare. La casa sarà restituita ai ragazzi la prossima estate. L'Associazione La Porta lavora sulla prevenzione. Un vostro contributo, piccolo o grande che sia, aggiunge valore al nostro lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Cominciamo con dare un caro saluto ai telespettatori della Tenda TV che nel prologo iniziale hanno potuto ascoltare le testimonianze dell'attività della Porta. Questa sera, come dice il titolo di questo concerto, gli studenti della Cosmo cantano per i ragazzi della Porta. Parte proprio questa idea, questo concerto fortemente voluto dal Rotary Club Treviso Piave, per raccogliere dei fondi da destinare a questa importante realtà del territorio che si occupa dei ragazzi. Proprio per questo saremo noi, giovani, ad essere i protagonisti. Siamo noi, nuove generazioni, a dover imparare ad essere in prima linea, con gli altri e per gli altri. Questo è il messaggio che il Rotary vuole lanciare a tutti noi, mettendosi al nostro fianco per costruire un domani migliore. Ora lasciamo la parola a Roberto Bitz, che è il prefetto del Rotary Club Treviso Piave. Buonasera a tutti. Scusate la voce se n'è un po' andata, ma c'è chi è la più squillante, quindi lasciamo spazio a loro. Come ha detto nel prologo iniziale, questa iniziativa nasce come Rotary. Rotary sapete che è una organizzazione che cerca di fare del bene. Ci sono le 4 vie che il Rotary si pone, che è quello di fare del bene per il prossimo e verso il prossimo. E quindi abbiamo voluto cogliere questa occasione, visto che la Porta, poi ci sarà chi racconterà la Porta in questo senso, si prodiga sul territorio e noi lo facciamo anche perché siamo dei genitori e come genitori sappiamo che crescere dei figli non è facile, è complicato e quello che fa la Porta è una grande attività. Non si vedono perché lavorano nel silenzio, ma ci sono e sono quelli che garantiscono di avere dei giovani forti e bravi domani. Dico forti nel senso saldi nel loro procedere della vita. Grazie e cedo la parola nuovamente allo speaker. Grazie. Grazie a Roberto Bitz. Ora chiamiamo Antonella Cardart, che è la presidente della Fondazione La Porta ETS. Grazie mille. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Allora,
noi abbiamo parecchi amici, per fortuna, e amiche fuori da qua, fuori dalle mura della nostra associazione, che ora è diventata fondazione. Però raramente ci è successo di avere dei giovani che sostengono, lavorano, si impegnano per i nostri giovani. Sono ragazzi nostri, ragazze e ragazze dell'età di coloro che questa sera canteranno e suoneranno. Quindi è un messaggio fortissimo quello che loro riescono a darci, perché è esattamente ciò che noi come volontari, noi siamo volontari con me, questa sera ce ne sono parecchi qua in mezzo a voi, quello che in cui noi crediamo e che viene riportato anche nel volantino che trovate all'interno del programma. Cioè noi crediamo nella comunità educante, noi crediamo che, come succede a voi genitori, che da soli non riuscireste a crescere dei figli, dei ragazzi e delle ragazze senza la scuola, no? C'è il patto scuola-famiglia, il cosiddetto patto educativo. Ecco, della stessa cosa abbiamo bisogno noi. Noi lavoriamo, abbiamo educatori e educatrici al nostro interno, ce ne sono 16, lavoriamo molto, loro stanno con loro giorno e notte, 365 giorni all'anno, cioè, sono supportati dai volontari come me che li affiancano, ma non basta, noi abbiamo bisogno di tutti coloro che stanno fuori dalle nostre mura. Per questo la nostra porta è sempre aperta. Abbiamo bisogno certamente dei supporti anche economici delle aziende che ci affiancano nei nostri progetti. Abbiamo bisogno di associazioni come il Rotary questa sera, che ringrazio ovviamente, ma abbiamo bisogno di tutti i cittadini e le cittadine, perché quello che succede ai nostri ragazzi, che non hanno nessuna colpa, cioè loro sono ragazzi e ragazze normalissime che hanno famiglie in difficoltà, famiglie fragili, non in grado evidentemente di prendersene cura come deve essere per qualsiasi giovane e per qualsiasi bambino, per qualsiasi bambina. Loro crescono e hanno bisogno di avere dei riferimenti dentro e fuori la comunità. E vedete, se i ragazzi che noi aiutiamo a crescere, e nei 40 anni della nostra storia ne abbiamo aiutati, ne abbiamo affiancati circa 250, se questi 250 che oggi sono adulti non fossero stati accompagnati nella loro crescita da adulti di riferimento, come quelli che hanno trovato dentro la porta e tutti coloro che ci affiancano, oggi tutti noi potremmo avere molti problemi sociali, perché questi ragazzi sarebbero cresciuti male, probabilmente sarebbero rimasti nella loro fragilità e chissà, forse avrebbero preso anche qualche strada non proprio dritta. Quindi tutta la società ne gode e gode i benefici del lavoro che Comunità per Minori fanno. Come è stato detto da Roberto Bizzo, noi non possiamo portare i ragazzi fuori, chiaramente sono minori, li dobbiamo tutelare. Quindi quello che cerchiamo di fare, soprattutto noi volontari, è di portare le persone dentro la comunità, con occasioni come queste. Noi cerchiamo di fare proprio da ponte tra ciò che succede dentro le nostre case, sono delle semplicissime case, solo più grandi di quelle in cui noi viviamo, quindi con tante stanze, tanti bagni, spazi comuni molto ampi, una grande cucina dove si fa da mangiare tutti assieme, e l'esterno. Noi abbiamo bisogno che questi ragazzi abbiano la sicurezza, la consapevolezza che ciò che sta fuori dalla comunità, la porta, è vera comunità educante, è vera accoglienza. E dobbiamo essere tutti capaci di dare il nostro contributo e di integrarli nella nostra vita. Come? Può essere un apporto di pensiero, può essere un apporto di tempo, noi abbiamo molto bisogno di volontari e di volontarie, può essere anche, come succede questa sera in modo particolare, una richiesta di aiuto economico, perché in questo momento noi stiamo ristrutturando una delle 2 sedi, quella di Sarmede, e abbiamo delle spese veramente ingenti. Quindi tutto ciò che potrete dare, e vi chiedo davvero di essere generosi, state certi andrà a sostegno del nostro lavoro. Quindi vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per l'attenzione,
ringrazio ancora una volta ringrazio il preside Lucchetta, preside della Scuola Cosmo, ringrazio Roberto Biz che rappresenta il Rotary, naturalmente gli insegnanti e tutti i ragazzi sia del coro che dell'orchestra della Scuola Cosmo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Ora invece tocca a Don Giuseppe Nadal, che è anche lui parroco insieme a Don Massimo Bazzichetto, e che ci hanno aperto le porte e accolto per esaudire questa richiesta di fare il concerto. Ho sentito parlare bene di te e adesso mi rendo conto che sei davvero bravo. Buonasera, buonasera. Sì, ha detto che mi chiamo Don Giuseppe e sono uno dei 3. Questa sera ero a far messa a Sant'Andrea e 2 mesi che siamo qui, un chierichetto, ma chi sei tu? E io sono uno dei 3 sacerdoti che sono venuti in questa unità pastorale e io sono il nonno, Don Giuseppe, poi c'è il parroco che potrebbe essere 30 anni di differenza, per cui potrebbe essere il papà, poi abbiamo il figlio che è Don Mauro, quindi siamo proprio 3 generazioni, ma ci vogliamo bene e serviamo queste comunità. Questa sera il padre, Don Massimo, è indisposto e viene da una influenza e allora mi ha detto all'ultimo momento vai a salutare, vai a ringraziare. E sono venuto molto volentieri proprio, mi trovo questa sorpresa di vedere la chiesa così piena che nelle altre giorni non vedevo quando c'erano le messe, no? E dico saranno poca gente, invece questa sera siete qua così numerosi e anche per uno scopo molto molto bello, molto importante. Ho sentito che ci sono coloro che suonano e vedo qua sono belli, ci sono quelli che cantano e sono anche loro bellissimi. E poi ecco lo scopo anche ho sentito che è di beneficenza e per sostenere delle iniziative che sono molto preziose perché nella nostra società ecco, le nuove generazioni possono avere un aiuto, un sostegno, quindi non faccio altro che fare complimenti, ringraziamenti. Può bastare Pietro? No, allora grazie, allora buona serata. Grazie. Ora ringraziamo dunque la Scuola Cosmo per aver accolto questo messaggio e salutiamo anche il preside scolastico, professor Lucchetta, e gli sponsor che sono Banca Prealpi San Biagio, Ascom Vittorio Veneto e Confartigianato Vittorio Veneto. Diamo ora inizio allo spettacolo. La prima parte del concerto sarà dedicata agli ensemble strumentali dell'indirizzo musicale della Scuola Cosmo. Invito quindi a entrare l'ensemble di chitarre. L'ensemble di chitarre ci farà ascoltare la famosissima melodia di Greensleeves. La leggenda narra che a comporre il brano sia stato Enrico VIII d'Inghilterra per la sua futura consorte Anna Bolena. Del tema di Greenfields sono state composte numerose versioni. Questa sera ascolteremo il celebre tema con alcune variazioni, scritte appositamente per la chitarra. La melodia è dolce ed avvolgente, ci introduce nel clima natalizio. Gli alunni di seconda e di terza suonano insieme alla professoressa Francesca Stura.
bravissimi gli alunni di chitarra, ma ora lasciamo spazio ai violini, che con 2 diversi ensemble ci faranno sentire altrettanti brani. Per questi brani bisogna introdurre con un ringraziamento particolare gli ex alunni dell'indirizzo musicale, che continuano a coltivare la passione per la musica e a collaborare con la scuola Cosmo. Infatti, in questo concerto sono presenti molte esibizioni. Ringraziamo dunque i violinisti ex alunni: Lorenzo Andolfatto, Martina Buffo, Daretto Bia, Luca Telemaco Donolato, Domenico Stefan. Il primo brano che ascolteremo è la pastorale tratta dal concerto grosso in sol minore, opera 6 numero 8. Questo concerto grosso, fatto per la notte di Natale, è l'8º dei 12 concerti grossi composti da Arcangelo Corelli. Fu composto nell'ultimo decennio del XVII secolo ed eseguito in occasione della tradizionale cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del Pontefice nel 1690. La pastorale che ascolteremo evoca idealmente i suoni dei pastori al presepio. Essa è caratterizzata dal tipico andamento in tempo composto e da momentanee oscillazioni tra tonalità maggiore e minore, che conferiscono al brano il colore di una ricerca rustica. Ascolteremo come secondo brano Christmas Fantasy, un medley che ci farà immergere nel pieno del clima natalizio. Questo brano è infatti formato da alcune delle più famose e importanti melodie natalizie, ora evidenti e appena accennate: Adeste Fidelis, Join to the World, We Wish You a Merry Christmas, Deck the Halls. Insieme ai violini suonano anche alcune percussioni e sono accompagnate al pianoforte dalla professoressa Ludovica Dus. E ora lasciamo spazio ai violini diretti dalla professoressa Lucia Lonfero.
Bravissimi anche questi alunni di violino accompagnati dalla professoressa Lucia Clonfero. E ora invitiamo l'ensemble di clarinetti che ci farà ascoltare Jingle Bells Rock, un noto brano natalizio inciso e pubblicato originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms. Il brano ha raggiunto una grande notorietà divenendo un classico natalizio del tardo Novecento e venendo riproposto in occasione delle festività del Natale, sia nella sua versione originale, più volte rientrata nelle classifiche di vendita dei singoli nel corso degli anni, sia grazie a numerose cover incise da altri artisti. Lasciamoci coinvolgere da questo ritmo accattivante. Questi alunni sono stati accompagnati dal professor Zandegiacomo e da alcune ex alunne, Emma Briani, Donata Tesser, Angelica Della Colletta e Giulia Maset. Ora entriamo nella seconda parte del concerto. Chiedo al Cosmo Coro di posizionarsi. Vorrei parlarvi di questa iniziativa. Il coro della Cosmo, sostenuto anche dagli sforzi dell'istituto, è dall'anno scorso elemento iconico della scuola, grazie alla direzione della professoressa Maria Grazia Marcon, che alla Cosmo insegna educazione musicale.
È composta da circa 30 elementi e anche alcuni ex alunni che ne fanno parte, Pietro Biz e Davide Zappoli. Ascolteremo questa sera 2 brani in cui il coro esegue a cappella, ovvero senza accompagnamento strumentale. Il primo brano è Gaudeamus Hodie, gioiamo oggi. Questa è la traduzione del canone in latino, risalente a qualche secolo fa. Rallegriamoci perché è Natale, oggi e sempre. Il brano inizia con una melodia in tessitura grave, che si sviluppa fino ad ergersi nei toni acuti, per poi trovarsi insieme nel finale a manifestare tutta la sua potenza. Il secondo brano invece si intitola Oh When the Saints I Wanna Sing Swing Low ed è uno spiritual. I canti spiritual e gospel sono ormai entrati nella nostra tradizione musicale, soprattutto per il loro ritmo e la loro melodia, che, dopo averli ascoltati, ci frullano costantemente in testa. Ma si possono combinare tra loro? Come? Il Cosmo Coro vi farà sentire come un singolo brano ne possano coesistere addirittura 3 nello stesso momento.
arrivato il momento dell'orchestra al completo. Mentre l'orchestra si riunisce e c'è un po' di movimento per la parte finale dello spettacolo, vi presento la nostra orchestra. Essa rappresenta il fiore all'occhiello del nostro istituto, il momento che concretizza lo spirito e l'impegno, continuamente profuso nell'indirizzo musicale. La Cosmo Orchestra conta circa una cinquantina di elementi e insieme al Cosmo Coro questa sera ci farà ascoltare una serie di brani celebrativi che ci conducono nel pieno dello spirito natalizio. Quest'anno in orchestra sono presenti, oltre agli alunni dell'indirizzo musicale, anche alunni al flauto dolce e alle percussioni, preparati rispettivamente dai professori Walter Vitale e Ivan Segat, attraverso specifici laboratori pomeridiani. Collaborano in orchestra anche degli altri ex alunni dell'indirizzo musicale: Francesco Darè alle percussioni, Giampaolo Chiappini chitarra elettrica, Ancilla Dadalt basso elettrico. Suonano in orchestra i professori Monica Bortanzon al pianoforte, Dario Zandegiacomo al clarinetto e Francesca Stura alla chitarra. L'orchestra e il coro sono diretti simultaneamente dalle professoresse Maria Grazia Morcon e Lucia Clonfero. Ma presentiamo i brani uno ad uno. Christmas Canon, il primo brano, è basato sul famosissimo canone di Pachelbel. Il brano ci immerge da subito in un'atmosfera eterea. Dapprima la melodia viene proposta da alcuni strumenti e poi via via ripresa da tutta l'orchestra. Il coro si manifesta poco a poco, aggiungendo una voce alla volta fino a diventare addirittura 5. Buon ascolto.
Il secondo brano che vi faremo ascoltare è una pastorale tarantina. Le pastorali tarantine sono composizioni musicali per banda, ispirate al Natale, delle vere e proprie ninne nanne natalizie. Prendono il nome dalla forma della composizione già utilizzata dai grandi del Seicento, ma sono diventate originali grazie alla musicalità e all'animo tarantino dei compositori che le hanno ideate, che sono riusciti ad intersecare nella forma originale di pastorale alcune melodie tradizionali, come Tu scendi dalle stelle, che sentiremo all'interno del brano, o altre prettamente locali. Non sappiamo quale sia l'esatta versione originale composta da Francesco Battista, ma qualunque sia l'originale, questa versione jazz non può che impreziosirla, delicata e gradevole. Impegna l'orchestra in un insieme calibratissimo di armonie, trame, racconto e sonorità.
inizia il terzo brano che ascolteremo. Si intitola È la notte di Natale. Dalla tradizione passiamo a un brano contemporaneo di recente composizione. La melodia si presenta accattivante ed energica. Il testo ci invita a lasciarci coinvolgere dalla magia del Natale. Sembra tutto uguale, ma nell'aria c'è qualcosa che di gioia mi fa voglia di cantare. Un bimbo è qui in mezzo a noi, è la notte di Natale. Composta da Mattiuzzi e Albano. Il brano è arrangiato dalla professoressa Lucia Clonfero. Purtroppo è l'ora di concludere questo concerto con l'ultimo brano. Festoso e allegro, Feliz Navidad. È una celebre canzone natalizia scritta nel 1970 dal cantante e cantautore portoricano José Feliciano. Ha una melodia e un testo assai semplici, facilmente memorizzabili, e ciò ha contribuito al suo successo. Il testo è bilingue perché ha una prima parte in spagnolo
Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad, che significa Buon Natale, anno e felicità, seguita da una parte in inglese altrettanto semplice. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, che significa voglio augurarti un buon Natale dal profondo del mio cuore. Anche il fatto di essere bilingue l'ha resa molto popolare e apprezzata, perché riunisce nel canto e nell'augurio di buon Natale tanti popoli di lingua e cultura diverse. Ciò è molto bello ed aiuta a sentire profondamente lo spirito natalizio e a condividere con tutti la gioia del Natale e la pace. Buon ascolto! Feliz Navidad.
Ricordiamoci di ringraziare Eugenio Paludetti che ha suonato il sassofono in questo brano. Eccoci qua, arrivati alla conclusione del concerto. Ci pare doveroso ricordare di ringraziare per la preziosa opportunità il Cosmo Coro e Cosmo Orchestra, il Rotary Club Treviso Piave, la Fondazione La Porta ETS, gli sponsor dell'evento Banca Prealpi San Biagio, Ascom di Vittorio Veneto e Confartigianato di Vittorio Veneto. Prima di lasciare spazio ad un eventuale bis, il dirigente scolastico Pier Eugenio Lucchetta, invitiamolo per dare un saluto. Grazie. Penso che di interpretare il pensiero di tutti voi che siamo commossi di fronte a questa testimonianza da parte di un'opera meravigliosa come questi ragazzi guidati dai loro insegnanti che hanno testimoniato quanta forza vitale esiste dentro i ragazzi, in cui noi dobbiamo credere in questa loro forza vitale. Noi siamo onorati con la Rotary, con l'amministrazione comunale, di favorire una delle opere più belle che la città di Vittorio Veneto ha, quindi la Fondazione La Porta, e ci auguriamo che questo possa essere veramente un grande aiuto per tutti noi. Io li ringrazio e chiediamo sempre di non essere mai banali, superficiali, ma sempre di approfondire ciò che sta alla radice di tutto questo capacità di essere insieme. Il Natale ci indica una radice fondamentale. Ci auguriamo di approfondirla. Grazie ancora e soprattutto per l'aiuto che ci date. Aggiungiamo altri ringraziamenti. Ringraziamo gli alunni che hanno partecipato a questo concerto e che si sono impegnati molto nelle prove e nello studio a casa. Ringraziamo le famiglie delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte alla serata e che supportate i vostri figli nella realizzazione di un percorso impegnativo, ma che dà grandi soddisfazioni. Il dirigente scolastico Pier Eugenio Lucchetta e tutto lo staff amministrativo dell'Istituto Comprensivo. La famiglia Stefan, che ha messo a disposizione il mezzo per il trasporto di tutta l'attrezzatura e gli strumenti utili al concerto. La parrocchia di Santa Giustina, che ha messo a disposizione gli spazi. Ed infine i docenti del Dipartimento Musicale, Lucia Clonfero, Dario Zandegiacomo, Francesca Stura, Monica Bortanzon, Maria Grazia Marcon, Walter Vitale e Ludovica Dus, Ivan Segat, Paola Payer. Ultimo ma non per importanza, ringraziamo anche la parrocchia per aver offerto ai musicisti un rinfresco alla fine del concerto. Chiamano il bis. Esaudiamo.
Prima del bis però ringraziamo anche la Tenda TV e i telespettatori che ci guardano da casa.
Grazie veramente a tutti per essere venuti a sentire il nostro concerto. Buonasera e ancora grazie.